Saluti a tutti! Collocando ipoteticamente Nure nei pressi di Barazzo di Santa Maria La Palma, la sua distanza dalla stazione successiva è nell'itinerario antonino di 16 miglia, vale a dire 23,68 km, esattamente quanti ne occorrono oggi per giungere alla chiesa di San Giorgio di Calvia, alla periferia orientale di Alghero. Calvia era dunque posta nel crocevia di strada che, parallele a quelle attuali, da Alghero per Olmedo, conducevano a Sassari passando per i paesi del Coros. La via maestra proseguiva per Bosa attraverso Villanova, Monteleone. Il toponimo Carbia è la rotacizzazione della consonante liquida L in R del nome Calvia. Tale patronimico è peculiare di Alghero e della provincia di Sassari. Alcuni uomini appartenenti a tale ceppo risultano firmatari della pace di Arborea con gli aragonesi nel 1388. Calvisi, che deriva da Calvia, è invece preeminente a Bitti, in provincia di Nuoro. Calvisius era anche un gentilizio romano, citato negli Annales da Tacito, mentre la variante Carbini è diffusa tra Badesi, Vidalba e Trinità, con ceppi importanti nelle Marche e in Corsica. Nell'isola dei Corsi un sito archeologico di fattura nuragica è presente proprio a Carbini, ma anche la seconda città della Corsica è chiamata Calvi. A questo punto occorre spiegare l'etimologia di tale nome. La carba o carva è il ramo, il gambo o il picciolo, in sardo sudenache. Anche sisticco, sia l'innesto o il tasso, è denominato carba. Infatti carbare vuol dire pure togliere i polloni dagli alberi. Per questo con l'espressione iscarbiare si intende tagliare i rami, schiantare un gambo o sradicare una pianta dal terreno. Molto probabilmente però in origine la calvia o la carba era la pertica, il bastone di comando che all'occorrenza poteva trasformarsi in un giavellotto. Chi passeggia per le strade medievali di Alghero rimane affascinato dalle bellissime volte a botte delle abitazioni che sembrano sorreggere il tempo. Il segreto di tale perfezione architettonica è conservato in una pietra locale chiamata massacà, che è morbida quando viene estratta, ma a contatto con l'aria diventa dura come il granito, resistendo alla salsedine del mare. Potrebbe nascere dalla lavorazione di questa pietra tuffacea rossastra il toponimo Carbia, che significa scalfire o iscarbiare con facilità. A Calvia è intitolata ancora oggi la chiesetta campestre di San Giorgio, posta alla periferia orientale di Alghero, lungo la strada per Olmedo. Tale nome era rafforzato dalla vicina Domus Deianas di Tanca Calvia. Il centro di Carbia potrebbe essersi sviluppato in un'area molto vasta che comprendeva la località di La Purissima, dove oltre a un pozzo sacro sono situati nelle vicinanze diversi nuraghi. Vista la pubblicazione di Alfonso La Fragola, mi sono recato nella zona della Purissima per visitare il pozzo sacro, seguendo l'itinerario di Google Maps. Giunto a destinazione giravo e rigiravo sul punto indicato dal satellite senza però vedere niente. Fortunatamente ho incontrato un signore che abita nei pressi del sito e ho chiesto a lui spiegazioni. Gentilmente mi ha risposto dicendo che il pozzo, una volta scavato, è stato ricoperto dagli archeologi, per cui non poteva essere visto. È mai possibile, è stata la mia espressione contrariata. Alla città sarda di Carbia si è sovrapposta nel tempo quella romana, che ha visto impiantare la sua necropoli nella limitrofa collina di Monte Carlo. L'intera zona si eleva ancora oggi dalla sottostante pianura, dove serpeggiano i rios Barca, Filiberto e Calvia, che gettandosi nello stagno di Calic sfociano nel mare di Fertilia. Carbia, dunque, come tante altre importanti città sarde, aveva i suoi approdi sia sul mare sia sullo stagno. Il Calic è stato nella nostra era in parte bonificato per consentire all'abitato un'espansione lungo la spiaggia di Salighera. Il sardo Salighera, l'alghere in catalano e l'alghero in italiano, deriva da aliga, che vuol dire alga, e quindi anche arga o mondezza. La città ha un apparentamento toponomastico di antica data con Algeri, capitale dell'Algeria, nome trasposto dai sardi nel nord dell'Africa. Caliche è invece l'omonimo catalano del sardo caliche, calice in italiano. Il Nymphaeum Portus, o Porto delle Ninfe, citato da Tolomeo, è indicato dagli storici presso la baia di Porto Conte, ma tale golfo non è solcato da acque dolci, dove le ninfe avevano la loro dimora. Il Ninfeo, luogo delle acque, pozzo o fontana, era spesso contornato da un'esedra,
come quella ad esempio che abbraccia la fonte sacra di Nieta Pirfugas. Pertanto il nome del cariche dato dagli algheresi al loro stagno potrebbe rappresentare la struttura circolare o a calice delle vasche in cui era incanalata l'acqua. Il porto di Alghero era strategico per la navigazione a occidente dell'isola, per cui nel Medioevo i catalani spesero ingenti risorse per sottrarla ai sardi, ma la città con il tempo è tornata nel grembo della madre terra sarda. Ancora nel corso della seconda guerra mondiale, i tedeschi avevano posizionato il loro bunker lungo il lastricato romano che conduceva a Olmedo, il cui percorso tuttora costeggia parallelo per alcuni tratti la moderna strada statale 127 bis. All'osservatore attento non sfuggiranno su Google Maps i segni indelebili dell'antica civiltà sarda, quali Menhir, Nuraghe, Museianas, su cui spicca per imponenza la necropoli di Sant'Ubedru, sita in linea d'aria poco distante dalla muraglia megalittica di Monte Baranta a Olmedo. Santa patrona della cittadina di Olmedo è la Diva Talia, la cui festa ricorre il primo giorno di maggio delle grazie, vale a dire 40 o 40 giorni dopo l'equinozio di primavera. Secondo la mitologia la musa Talia era stata creata da Apollo ed era madre dei Corubantes. Questa voce era legata al Corus, l'elmo cornuto dei Sardi, che idealizzava la costellazione del Toro. Tale elmo era portato da Dioniso, da Dione durante le iniziazioni. I Corubantes, essendo figli di Apollo e di Italia, inscenavano danze in occasione delle feste al sole. Non è un caso pertanto che il monte su cui è situato uno dei più antichi centri astronomici del Mediterraneo si chiami Baranta, 40 in italiano. In queste muraglie megalittiche si misuravano lo spazio e il tempo. I punti di orientamento celesti erano sempre est-ovest e nord-sud durante l'equinozio di primavera, quando le ore di luce erano pari a quelle del buio. Da tale istante si aspettava la luna piena o Giana Diana per decretare la Pasqua. 50 erano i giorni di attesa per festeggiare l'Annunziata, le Pleiadi o Pasca de Flores. Maggio era infatti il mese della rosa. Il suo nome è stato scelto dai sardi antichi per onorare Maia, la stella maggiore delle Pleiadi, simbolo di procreazione. Ancora oggi il mese mariano dedicato a Maria è il momento in cui le donne chiedono la grazia per ottenere un marito o un figlio, così come accadeva prima dell'avvento del cristianesimo. Nello stesso periodo, con le vocazioni a Maia nel mese Magiano. La festività delle grazie, in latino grazia, inizia il primo giorno di maggio, 40 giorni dopo l'equinozio di primavera. Le grazie, secondo Apollodoro, erano figli di Zeus e corrispondevano alle cariche o charites greche. Le grazie furono onorate anche come triadi dei monti, nel nostro caso trovando dimora a Monte Baranta. Esiodo riporta che Talia, come Maia, rappresentava la prosperità ed era legata all'olmo, simbolo delle grazie e dell'amore coniugale. L'olmo era l'albero sotto il quale pregavano le vergini sposio, Bajanas, per chiedere la fecondità. Un tempo l'albero dell'olmo veniva piantato davanti alle chiese per buon auspicio e per esorcizzare il male. Non è dunque un caso che la venenazione d'Italia avvenga a Olmedo, sull'Umedo in sardo, città dell'olmo, proprio il giorno delle grazie del primo maggio, 40 o 40 dies dopo l'equinozio di primavera. Monte Baranta è un sito archeologico che risale per difetto al periodo del rame. Quella che pare una torre disposta a ferro di cavallo è in effetti una mandra celeste. Nell'area sacra gli ortostati sono disposti in cerchio formando un orologio solare che, come Stonehenge al suo esordio, aspetta di essere rimesso in piedi. Saludos.